Non si ferma il fenomeno delle spaccate a Padova, nonostante siano aumentati presidi e posti di blocco da parte delle forze dell'ordine. 3 i negozi presi di mira la notte scorsa, già 75 dall'inizio dell'anno, e aumenta la preoccupazione di commercianti e cittadini. Il sindaco reggente Ivo Rossi ha promesso nuove risorse per aiutare i titolari di negozi nel dotarsi di sistemi di protezione passiva, ma intanto il tema sta infiammando la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco il prossimo maggio. Di fatto, proprio dalla Camera di Commercio arriva un nuovo allarme. Oltre alle azioni isolate di sbandati e alle bande di stranieri che agiscono nel fine settimana, alcune devastazioni di negozi appaiono azioni dimostrative, visto che non viene portato via nulla. Possono essere un segnale, sostiene il presidente di Union Camere Veneto e della Camera di Commercio Padavina Ziglio, dell'arrivo in città di criminalità organizzata che si dedica a ricatti ed estorsioni. Di tutt'altro segno invece l'aggressione a un funzionario di Equitalia mentre stava notificando una cartella a Cerea nel Veronese. L'aggressore è un marocchino di 56 anni già agli arresti domiciliari. Alla consegna della cartella l'uomo ha dato in escandescenze e ha spinto l'impiegato di Equitalia contro una cancellata, procurandogli la sospetta frattura di una vertebra. Gentili telespettatori, ben ritrovati dalla TGR del Veneto. Si sta cominciando ad applicare anche nella nostra regione una delle opportunità previste dal federalismo fiscale, ovvero i vigili urbani a caccia di evasori. I comuni potranno incamerare quanto sottratto al fisco. Luca Colombo e Paolo Colombatti sono andati a Tiene, in provincia di Vicenza. Vediamo. Negli uffici del Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino si incrociano dati e si stanano evasori, magari pure beneficiari di agevolazioni ed esenzioni varie. Fra i primi nel Veneto, il Comune di Tiene applica una delle prerogative riconosciute dal cosiddetto federalismo fiscale. L'impegno l'aveva dichiarato nel 2010, ma era rimasto sulla carta, fino a febbraio scorso, da quando la squadra di Segugi è operativa. Il Comune ha diritto a una compartecipazione al gettito fiscale recuperato. Per le annate 2013-15 è del 100%. Ci atteniamo a quello che prevede la legge, quindi operiamo nel campo del commercio, nel campo dell'edilizia, nel campo delle prestazioni sociali agevolate. Le prime cose che sono emerse sono principalmente evasori totali. Si chiama segnalazione qualificata. Il Comune gira i casi sospetti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Quello che mi ha colpito molto favorevolmente è stato l'indice di gradimento dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza, dove effettivamente si aspettano una cosa del genere anche da parte di altri enti locali. Per lo più la polizia locale fa verifiche dirette, può muoversi anche su impulso di cittadini, purché si espongano. Niente buca delle denunzie segrete di serenissima memoria. È una questione di giustizia sociale e di difesa della concorrenza, nel senso che contrastando le forme di evasione, quelle eclatanti, l'evasione totale, c'è una distorsione del mercato rispetto alle aziende che pagano le tasse e con i soldi che noi riusciremo ad incamerare da questa attività, il nostro obiettivo, il nostro intento è quello di ridurre le tasse comunali a tutti i cittadini onesti che le pagano. Calcio, nel posticipo serale della 31esima giornata di Serie A, il Chievo a San Siro è stato sconfitto per 3-0 dal Milan. Gol in apertura di Balotelli al quarto, poi doppietta del brasiliano Kaká al 27esimo del primo tempo e al 9 della ripresa. Terò per i gialloblu ha fallito un calcio di rigore nel recupero. Il Chievo rimane in quintultima posizione a quota 27 punti, uno in più del Bologna, battuto in casa dall'Atalanta per 2-0 nell'altro anticipo. Domani alle 15 l'Hellas Verona riceverà il Bentegò di il Genoa. E dopo lo sport vi ricordiamo che questa notte tornerà l'ora legale. Alle 2 le lancette dovranno essere spostate alle 3. Si dormirà quindi un'ora in meno. L'ora solare tornerà il prossimo 26 ottobre. Ed ora in chiusura il meteo. Sul Veneto prevista una domenica con il cielo sereno o comunque poco nuvoloso. Temperature stazionarie in pianura e in lieve rialzo in montagna. I venti saranno deboli e il mare è calmo. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.